Sono un'attrice che lavora tra teatro e cinema. Ho partecipato a numerosi progetti teatrali e cinematografici, tra cui spettacoli teatrali comici e drammatici e cortometraggi. Ricordo in particolare un cortometraggio, Corpo muto, di Vincenzo Stellone, con l'aiuto regia di Michele Romano e l'attore Manfredi Massara, che saluto e ringrazio, per il quale abbiamo ricevuto tantissimi premi, anche come migliore attrice. Dimenticavo, scrivo anche poesie. Durante un corso di recitazione teatrale e cinematografica, quindi frequentando questi corsi ho scoperto che avevo questa passione, anche se da piccola provavo a recitare, ma direttamente al corso ho potuto sperimentare che non era soltanto un diversivo, ma era una vera passione. L'ultimo corso che ho frequentato, dove questa passione si è rinnovata, è accresciuta e si mantiene ancora molto viva, è stato un workshop di recente, nel giugno 2024, con la grandissima Emma Dante, un workshop di recitazione cinematografica. È stato nel lontano 2018 nel ruolo di Fana nel Berretto a Sonagli di Pirandello al Teatro Biscottari di Palermo. Quello che ha dato la svolta, dove ho capito di avere una verve anche comica, è stato durante il saggio di Lollo Franco, interpretando il ruolo di Mara Mara nei Giganti della Montagna. Poi l'altro, proprio dove si è rinnovata questa propensione, dove ho potuto constatare dalle risate, interpretando una serie di ruoli nel Decamerone siciliano, un altro spettacolo che invece ha segnato me come persona, anche come attrice, dove ho dovuto lottare con me stessa, la mia emotività, e far leva su tutti gli strumenti a disposizione di un attore. È stato quello di Giulia nello spettacolo drammatico di Vincenzo Lallia, Vignicella, inscenato al Biondo nel maggio 2024. Allora, Il cornuto immaginario di Molière, una libera interpretazione del regista Giorgio Barone. Non dico tanto, dico soltanto che ci sarà anche un arricchimento grazie alla lingua siciliana, una messa in scena particolare. Saremo in scena l'11, il 12 e il 17 gennaio 2025 al Teatro Fontarò, dove possiamo approfondire la conoscenza anche di Molière, commediografo che ci dà una visione attuale del mondo di oggi attraverso gli equivoci, le gelosie, le ossessioni. Quindi vi aspettiamo tutti, Cornuto immaginario. Testarda, determinata, creativa, molto diretta. Sono 4. Mi piacerebbe continuare a scrivere una commedia con altre amiche attrici, da portare possibilmente in tournée in tutta Italia. Ci vuole un cassetto enorme che darà la nostra visione dell'amore e del rapporto tra uomo e donna oggi.